Sapete cosa amo del Natale? Non tanto il giorno di per sé, piuttosto l'attesa. Oh, ma perché Benino dorme sempre? Perché si chiama Benino? Perché si chiama Benino? Perché i pastori si incazzavano sempre, perché volevano dormire sempre. Allora gli domandavano, ma che ne voglio tutto a posto, stai comodo? E si rispondette, sto benino. Rispondono con parole. Finitela di fare sta scemità, salvatemi di mandare una mano. Guarda, si piatta a tavola, Avete fatto uno spaghetto e vongole che è una squisitezza? Papà, senti di qua. Anzi, se mangia. Voglio, ma voi che ne sapete? Io a casa mia tengo un pastore alto di sta maniera, io lo tengo coppa a mansarda. Oh sì, sono 10 anni che dici che tieni sti pastori e non ne porti mai, secondo me non ne ti. Ma state zitto, pernacchio, che caspita ne sai tu? Ma non sparo, non è? Allora è festa! Lo sparano, piccino e per terra, è tuo nipote che spara. Compa, vedi come te lo dico, non spara più perché tu mi fai mettere a paura o porchi o cazzo. Io penso tu, Va bene, dai, ultimo ciao tavolo, che è pronto. Oh, hai visto no? Si è abitata a Giovanni vicino sempre. Secondo me stasera se le fa con la spavagatura. la spavagaturetti, ma che tirati? Se te ne andava questo vino. Ma non me la angava proprio, non me lo voglio. Allora sì. Qui, ciao tu. Ciao nonno, mi sei imparato la poesia, sì. La poesia. Per la festa di Natale, caro babbo e mamma mia, voglio farvi una promessa, la promessa di essere buono, come il nostro Redentore che ci vede da lassù. Non lo so se ci riesco, tuttavia ci proverò. A me è una cosa annegata. Maronna, è arrivato Leopardi. Ma quale leopardo, tanto è bello creato pure, mamma. Aveva ragione mamma, qui al massimo può essere Pascoli perché sta sempre a prese le pecore. Un'oretta, zita, sabato un'oretta, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Sì, sabato va, un bello regalo, di 500 lì, accattati quello che vuoi tu, e pure ti muori sta nonna. Aiuto, ma che mamma pazzia, questa è una casa di povertà assoluta. Tutto mi manca il bicchiere per bere, non fa niente, viviamo vicino a bottega. Ma perlomeno teniamo calore e tutta questa bella famiglia mia. Grazie, vai. Voglio io, facemoci una tombolella, qua sto panaro. 87. Arti pure. Nessuno, 88. Che ha fatto? Guarda come Aiuto, è mezzanotte! Oh no, c'è la babbinella! Torna a mail. Ufficio di Babbo Natale? Sì. iPhone 7, ok. Aspetta, mi porta 2 lettere? Queste tue ripete. Grazie. iPhone 7.
tablet, iPhone 7, tablet, iPhone 7, 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 niente candele, niente canzoncine di una volta, niente pastori nei presepi, i presepi solo in televisione ormai. Questo lavoro non fa per me. Ma io chi sono? Babbo Natale chi è? Cos'è il Natale? A quelli che sono preoccupati, a quelli che va bene così, a quelli che sono incazzati senza sapere perché, a quelli che sono incazzati e sanno bene perché, ai depressi, agli euforici, agli incoscienti, ai sereni, agli ottimisti, alle mamme e ai papà, agli zii, ai nipoti e anche ai nonni. A quelli che si scansano e ti fanno passare con un sorriso, a quelli che ti spingono di lato per passare loro e neanche si sono accorti di averti spinto, a chi mi farà gli auguri, a chi penserà a quella testa di cazzo, non glieli faccio gli auguri, a chi pensa che vale comunque la pena esserci, a chi ha gli occhi pieni di lacrime, a chi non ha più lacrime da piangere, a chi va avanti nonostante tutto, a chi voleva l'ultimo iPhone e invece ha fatto il regalo alla moglie, a chi si ubriacherà, a chi giocherà a tombola con figli, coi nipoti e tutti gli altri, a quelli a cui mi sono dimenticato di fare gli auguri.